sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Venerati fratelli, cardinali e vescovi, carissimi fedeli tutti, la professione di fede fatta da Pietro sotto divina rivelazione risuona in questo momento in modo particolarmente forte in questa cattedrale. Il nostro fratello, il Vescovo Giacomo, ha costruito la sua vita, il suo pensiero teologico, il suo ministero pastorale sulla roccia di quella professione. Il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Sopra questa certezza, il nostro fratello, il Vescovo Giacomo, ha edificato il suo cammino di fede, la sua profonda esperienza cristiana. Il cristianesimo, egli scrive, primariamente per sé, è un fatto. Il fatto della morte, della risurrezione, della totale e perenne vitalità in atto di Gesù di Nazareth. Quando l'Apostolo Paolo volle come riassumere tutta la sua predicazione e il senso del suo faticoso ministero, scrive ai cristiani di Corinto: vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, e cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Fratelli amatissimi, questa è la parola che viene da questa parte. Benché morto, il Vescovo Giacomo parla ancora e ci dice: con Paolo, questo è il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi e dal quale ricevete la salvezza, se lo manterrete in quella forma in cui io ve l'ho annunciato. Alla luce di questa lucida consapevolezza, della grandezza, del primato, dell'imparagonabile unicità del Signore Gesù e dei Suoi misteri, possiamo comprendere uno degli aspetti, delle dimensioni delle persone del ministero del Vescovo Giacomo. Consentitemi di dirvelo attraverso una confidenza fatta diversi anni fa da uno dei più grandi medici del secolo scorso. Mi disse: amo troppo ogni ammalato per non odiare ogni malattia. Vescovo Giacomo amava profondamente Cristo e, per usare le parole del poema, la bella sposa che si acquistò con la lancia e coi clavi. Sentiva come una sorta di gelosità perché la sposa non guardasse con desiderio altri all'infuori di Cristo. Egli amava ripeterlo con quel tono di fine umorismo che tutti che riconoscevano, amava ripeterlo, di non fare alcuna fatica ad osservare
il 9° comandamento: non desiderare la donna d'altri. Poiché la sposa diceva e il Papa mi ha dato la Chiesa di Bologna, è così bella da non poterle desiderare un altro. E da questa mistica gelosia che nasce la messa in guardia di questo gregge santo di Bologna dagli errori circa la fede, dimostrandone a volte in modo tagliente l'intima inconsistenza. Egli aveva un concetto molto alto del dialogo e disprezzava profondamente chi lo praticava o come sforzo di ridurci tutti ad un minimo comune denominatore o al perditempo della chiacchiera di salotto. In breve, per lui il dialogo coincideva con l'evangelizzazione. Questo contesto, egli aveva una grande impressionante venerazione della fede dei semplici, della fede dei piccoli, e non permetteva che fosse minimamente ferita questa fede da sedicenti teologie. Egli, il grande teologo, diceva che trovava più ispirazione in questa fede dei semplici e in tante altre teorie, parlando dei poveri, dei semplici. A questo punto non posso tacere, cari amici, un aspetto poco conosciuto del suo ministero: l'esercizio della carità verso chi si trovava in difficoltà di ogni genere, anche economiche. Egli non amava far sapere alla mano destra ciò che faceva la mano sinistra, ma ne sono testimone un uomo, un vescovo di grande amore e carità verso il Dio. Carissimi fratelli cardinali e vescovi, carissimi fedeli, ora compio il grande dovere di darvi testimonianza che il vescovo Giacomo fu maestro di fede anche nella lunga tribolazione della malattia. Non potrò mai dimenticare il modo con cui accettò l'amputazione di una gamba quando gli fu detto che essa era necessaria. Il suo volto ha continuato ad emanare serenità, pace e abbandono. La fede era non solo insegnata, ma era vissuta nel senso più profondo del termine. Il Padre, ci ha detto l'Apostolo Paolo nella prima lettura, il Padre ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Carissimi fratelli, cardinali e vescovi, carissimi fedeli, il fatto che il nostro vescovo Giacomo
vivesse come una sorta di permanente concentrazione sul mistero di Cristo. Non solo non lo distoglieva alle tribolate vicende umane, ma nel suo cristocentrismo egli trovava la chiave interpretativa vera di quelle stesse vicende. Cari amici, noi infatti possiamo considerare la confusa vicenda umana come potremmo considerarla un ritaglio dalla parte inversa e dalla parte giusta. Dalla parte inversa, essa la vicenda umana ci appare una grande confusione di fini. La parte retta è un disegno intellegibile. La misericordia del Padre sta disegnando e sta costruendo. La concentrazione sul mistero di Cristo, che caratterizza la vita e il magistero del nostro Vescovo Giacomo, gli consente di vedere dentro le vicende umane il disegno del Padre. Ho potuto constatare più di una volta che quando parlava del disegno di Dio dentro la storia umana era preso come da una sorta di incanto che lo affascinava. Soprattutto vedevo questo negli ultimi anni. Un religioso, visitandolo nelle ultime settimane di vita e meravigliato dalla sua serenità e pace interiore, che ne chiese la ragione. Rispose: la ragione è la considerazione della unitarietà che ho imparato leggendo e studiando i teologi russi, cioè considerazione che tutto, assolutamente tutto, è integralmente e simultaneamente sotto lo sguardo della misericordia di Dio. Questo modo di guardare la realtà gli dava una grande libertà di giudizio. Ubi fides ibi libertas era il suo nome, dove c'è la fede e c'è libertà. Una grande libertà di giudizio sui fatti di oggi e del passato, anche dal punto di vista rigorosamente storico. Dobbiamo dire, cari amici, usando le parole di San Massimo il Confessore, che il nostro Vescovo Giacomo ci ha insegnato a pensare ogni cosa per mezzo di Gesù Cristo e Gesù Cristo per mezzo di ogni cosa. E Dio solo sa quanto oggi nella nostra Chiesa italiana abbiamo bisogno di una fede capace di generare un giudizio sugli avvenimenti che stanno accadendo. Ricordatevi dei vostri capi, scrive l'autore della lettera agli Ebrei. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita. Imitateli la fede. Questa è la raccomandazione e questo autore santo fa ai suoi fedeli. La Chiesa non può, non deve perdere la sua gloria, ma
deve custodire i suoi tesori, i suoi ricordi fedelmente. Fra poche ore, in forma assolutamente privata, il nostro vescovo Giacomo sarà deposto nel sepolcro in attesa della beata risurrezione. Scomparirà del tutto la sua presenza visibile, ma deve essere depositata nella memoria della nostra Chiesa la testimonianza di chi ci ha annunciato la parola di Dio, cioè Cristo è tutto in tutti. È finito il tempo della pazione, scriveva quando Sirico. I miei giorni residui sono diventati soprattutto il tempo dell'attesa. Ora anche il tempo dell'attesa si è compiuto. Prega per noi, caro fratello Giacomo, per noi pastori soprattutto, perché non dimentichiamo che la più grande povertà dell'uomo è non conoscere